Buongiorno Bussalengo, oggi e domani veramente due grandi giorni di festa, 40 anni di gemellaggio con Iderolm. Questo non vuol dire solamente 40 anni di incontri fra le amministrazioni pubbliche, sono 40 anni dove sono conosciute persone, dove si sono create amicizie. Addirittura la nostra banda ci batte sempre di un anno perché la prima a gemellarsi è stata quella banda di Iderolm, è stata la nostra banda musicale. E veramente arrivare a 40 anni con questo gemellaggio che fra l'altro i tedeschi lo traducono come fratellanza e questo rende molto più l'idea, è veramente qualcosa di fantastico e sono passate veramente generazioni, però l'entusiasmo non cala, anzi aumenta sempre di più perché c'è questa voglia di conoscersi dal basso. A volte si critica l'Europa, ma forse l'Europa perché arriva dall'alto. Questa è l'Europa che invece nasce dal basso, da comunità diverse che si confrontano, che si parlano e si fa anche festa. Quindi viva il gemellaggio, viva Iderolm, viva Bussalengo. Oggi celebriamo con orgoglio e commozione i 40 anni di gemellaggio tra Bussalengo e Iderolm. 4 decenni di amicizia, scambi culturali e collaborazione. È un momento veramente di grande plauso oggi per il comune di Bussolengo, dato dalla presenza di molte autorità e rappresentanti delle istituzioni che hanno accolto l'invito e sono qui con noi. E a tale proposito vorrei ringraziare per la presenza anche il sindaco di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto, che è stato anche presidente della provincia di Verona e che ha, possiamo dire, vero sindaco, una... insomma, lui ha 70 anni di gemellaggio tra la provincia di Verona e Mainz-en-Bingen. Buonasera a tutti, buonasera amici. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde aus Bussolengo und aus Niederolm. Grazie per aver reso più forte il legame tra le nostre città, per aver dimostrato che l'impegno personale può davvero fare la differenza. Grazie Elena. È con grande piacere che oggi consegniamo un riconoscimento a una persona speciale come segno di sincera gratitudine per l'impegno, la passione e la dedizione con cui ha promosso e realizzato scambi culturali tra la nostra scuola e diversi istituti europei. Grazie a lui tanti studenti hanno vissuto esperienze significative, si sono aperti al mondo, hanno conosciuto nuove culture e imparato ad accogliere l'altro con rispetto, sensibilità e curiosità. Ci ha ricordato che la scuola non è solo un luogo di studio, ma può e deve essere anche un luogo di incontro, di crescita e di apertura. Grazie professore per aver creduto in tutto questo. Es ist uns eine große Freude heute. Un gemellaggio che nasce con il corpo bandistico Città di Bussolengo un anno prima e poi viene consolidato quello tra le due amministrazioni. Un gemellaggio portato avanti da ogni amministrazione, fatto di persone, fatto di associazioni, fatto di grandi amicizie. Se siamo arrivati a questo punto è perché è stato un gemellaggio che ha portato nelle scuole, tra le associazioni, una ventata di novità e tutti nel tempo hanno fatto quello che potevano per mantenerlo sempre vivo. Ad oggi è una relazione tra le persone e grandi amicizie costruite. Ecco la firma. Io faccio la radiocronaca per chi non riesce a vedere, ma come dicevo domani sera nel nostro TG vedrete questo momento storico. 41 anni dobbiamo dire, non 40, vero? 41 anni di fratellanza, come amano dire i nostri amici tedeschi, tra i due comuni di Bussolengo e Niederolm. È fatta. Ci siamo risposati un'altra volta. Abbiamo rinnovato la promessa. Sindaco, io adesso però a caldo voglio anche sentire il suo parere. Emozionato? Sì, molto, perché come mi è capitato di dire 40 anni sono tanti e pensare 40 anni fa che era un altro mondo, non c'era internet, c'era molta differenza, c'era l'enciclopedia, se vi ricordate si comprava l'enciclopedia dove era la Germania, dove c'era la mappa per vedere e quindi veramente un grazie a chi ha iniziato questo percorso che è andato per 40 anni benissimo e andrà bene per altri non so quanti anni.
Also die Partnerschaft gibt es ja jetzt schon seit über 40 Jahren und ich freue mich, dass sie immer noch so lebendig ist und ja, von vielen mitgetragen wird. Man sieht das hier heute, dass 100 Niederolmer mit nach Busolengo gereist sind und wir hatten im vergangenen Jahr die Feier bei uns. Und so eine Partnerschaft lebt immer von Begegnungen und das kriegen wir jedes Jahr wieder hin. Und das ist eine große Freude und soll auch in Zukunft so sein. È un gemellaggio che appunto c'è già da 40 anni ed è molto bello. Quest'anno da Nidorom sono venuti in più di 100 e sperano che anche gli anni futuri sia un gemellaggio così attivo e piacevole e bello. Per contattarci, scrivi a info@veronareport.it.